Bentrovati amici, il 15 settembre di 32 anni fa la mafia uccideva Don Pino Puglisi, rendendo di fatto questo sacerdote immortale. La mafia quel giorno non ha vinto, perché se non lo avesse ucciso molti si sarebbero ricordati di questo prete umile, amante dei suoi ragazzi, ma a ricordarlo sarebbero stati un centinaio forse di parrocchiani. Con la sua uccisione Don Pino Puglisi è diventato un beato, è stato proclamato beato, sicuramente nei prossimi anni potremo parlare di lui come un santo, ed è diventato immortale. Come immortali sono le sue idee di legalità, i suoi valori cristiani, che continuano ad essere incarnati in chi ci crede e in chi ne ha fatto una missione di vita. Vi presento subito i miei ospiti. In collegamento da Palermo abbiamo il presidente del Centro Padre Nostro, che è stato fondato da Don Pino Puglisi nel quartiere Brancaccio, Maurizio Artale, al quale do il benvenuto. E collegata con noi abbiamo anche la professoressa Rosaria Cascio. Già il fatto che Rosaria Cascio, ex alunna di Don Pino Puglisi, abbia scelto questa professione mi sembra veramente indicativa. Al mio fianco c'è Giuseppe Sant'Elena, che è un giovane. Io ho intitolato questa trasmissione Don Pino Puglisi, il sacerdote dei giovani. Mi è sembrato un titolo che rendesse bene la figura di Don Pino Puglisi. Giuseppe Sant'Elena, che è il responsabile di un oratorio che si trova in provincia di Catania, a Biancavilla, e che porta proprio il nome di Don Pino Puglisi, non a caso. Quindi tra pochi giorni ci sarà questa ricorrenza, saranno tante le iniziative che a Palermo verranno intraprese dal Centro Padre Nostro. Maurizio Artale, vogliamo ricordare i momenti più importanti, più salienti che celebreranno la figura di Don Pino Puglisi? Sì, il programma come ogni anno cerca di, come dire, restituire tutte le attività che facciamo durante l'anno nel territorio e con il territorio. Cominceremo appunto con una manifestazione il giorno 12, con l'attenzione che abbiamo avuto con le donne. Noi abbiamo un centro antiviolenza e all'interno di questo centro verranno fatte delle attività di screening della mammografia, perché ancora qua c'è la difficoltà con le donne di in qualche modo fargli capire che devono prendersi cura di loro stessi. Sicuramente sono presi da 2000 problemi, i figli, i mariti spesse volte sono detenuti, e quindi è un momento anche questo importante. Poi lo abbiamo voluto dedicare ai bambini come ogni anno. Quest'anno il 15 di settembre al centro ponente sportivo metteremo a dimora 20 alberi che in qualche modo rappresentano i 20 bambini che sono stati trucidati in un campo di concentramento dai nazisti, e quindi abbiamo voluto mettere a dimora questi 20 alberi, e dove per ogni albero metteremo la fotografia di ogni bambino. Uno di questi era italiano, appunto Sergio, grazie al consolato tedesco, il consolato italiano in Germania, ci hanno dato questa opportunità di fare conoscere queste storie. Maurizio, stiamo citando i bambini. I bambini erano a cuore di Don Pino Puglisi, che sognava di far nascere a Brancaccio un asilo. Io so che il Centro Padre Nostro da diversi anni si batte per la realizzazione di questo asilo nido. A che punto siamo? È stato realizzato? Ancora no, in queste ore proprio c'è un'attività abbastanza febbrile da parte del Consiglio Comunale, e noi ci auguriamo, ecco, che questo ultimo miglio si percorra nel più breve tempo possibile, perché il rischio c'è di perdere per la seconda volta questi 4 milioni di euro. Un asilo nido a Brancaccio, oltre al fatto che era nell'idea di Padre Puglisi, ma ci sono 54 bambini che attendono questo asilo da 32 anni. Quindi c'è un consiglio comunale che è in riunione, stanno facendo un tour de force proprio perché nel ripercorrere, ecco, queste date drammatiche, soprattutto il 15 settembre, nel ricordare Puglisi, anche loro lo vogliono fare con un'azione concreta, cioè portare quel giorno della commemorazione l'atto di delibera che finalmente aprirebbe la strada alla costruzione di questa situazione.
Ecco, Il intanto la centro è regia ci abituato. sta mostrando le immagini di Don Pino Puglisi, ma dicevo è veramente singolare che in Sicilia si debbano aspettare 32 anni per... si sono fatte nel frattempo 32 commemorazioni di Don Pino Puglisi e un'opera che proprio era nel cuore di Don Pino Puglisi ancora attende di essere realizzata. Ma sentiamo, io vorrei proporvi quelle che erano le idee proprio condensate in una brevissima intervista che Don Pino Puglisi ha rilasciato poco tempo prima che venisse ucciso. Sentiamo le sue parole. I tempi saranno molto lunghi, ma noi speriamo che qualcosa via via vada cambiando. Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e incominciano a capire che la vita non è fatta semplicemente di violenza, di degrado, ma ci sono valori come pace, fraternità e collaborazione. Ecco, come abbiamo sentito, perfino Don Pino Puglisi parlava di tempi lunghi, non certo per la realizzazione di un asilo nido, ma per far cambiare la mentalità. Professoressa Cascio, come recepiscono questo messaggio lanciato 32 anni fa da Don Pino Puglisi e incarnato in voi insegnanti, i ragazzi? Sono propensi nell'era dei social, nell'era in cui l'edonismo, l'egoismo sembra imperare? Ecco, quanta apertura riuscite a trovare voi insegnanti? Io dico che troviamo più che apertura tanto entusiasmo. La cifra dei giovani di oggi è proprio quella, l'entusiasmo. Non ne possono più di adulti che ripetono a memoria pezzi di libri che hanno letto o di testimoni che raccontano storie. Vogliono essere loro i protagonisti. Io ho cambiato totalmente la mia didattica. L'ho fatta diventare da passiva, da trasmettitrice di contenuti ad attiva, in cui sono proprio i ragazzi ad essere protagonisti, attraverso anche forme nuove, inedite, diverse di partecipazione alla vita didattica. Penso ai podcast, penso ai libri che insieme a ragazzi scriviamo. Da esperienze didattiche loro riescono a trarre fuori il meglio. L'esempio è banale: un podcast realizzato insieme ad una mia classe come attività didattica è diventata uno strumento di democrazia e i ragazzi al Regina Margherita hanno fondato, e adesso la gestiscono in maniera assolutamente autonoma, una loro radio, Radio Prometeo. Una radio che vuol dire partecipazione, che vuol dire cittadinanza, e questo è quello che Puglisi a me ha testimoniato. Non prodotti già finiti da consegnare e condividere a noi ragazzi quando eravamo ragazzi insieme a lui, ma spunti, idee, stimoli affinché la nostra creatività potesse essere messa a disposizione di un progetto. È questa la maniera per poter accendere ed entusiasmare le menti di questi nostri giovani. Ed era così Don Pino Puglisi, la sua didattica era proprio così? Andiamo oltre la didattica, perché l'esperienza scolastica è davvero uguale nel lavoro che lui ha fatto con i giovani. Io personalmente l'ho avuto come insegnante di religione, ma prima di tutto l'ho avuto come testimone di vita all'interno dei gruppi giovanili che lui ha condotto a Palermo, direi dall'inizio della sua carriera di servizio a Palermo negli anni '80 fino alla sua morte. Ed era così. Puglisi non diceva cosa fare, ma faceva lui quella cosa e tu dicevi: "Ah, allora se la fa lui la possiamo fare anche noi". Era il come, era il metodo Puglisi che funzionava. Lui non diceva, ma era la sua parola. Con i fatti ti dimostrava che valeva davvero la pena spendersi in quel senso. E questo non lo ha fatto soltanto con i giovani di certi quartieri o con i giovani della scuola. Io penso a tutti i giovani o i bambini che a scuola non arrivano proprio, o se ci arrivano in qualche modo poi ne vengono estromessi. Con quei bambini Puglisi è stato vincente ed è stata lì la sua vera rivoluzione, a Brancaccio certamente, ma anche a Godrano o comunque nei quartieri popolari di Palermo dove lui ha operato. Non ha detto ma ha fatto, e in qualche modo è riuscito a dimostrare a quegli stessi bambini che sì, potevi anche perdere magari la ricchezza facile, il potere, però acquisivi dignità, dignità di persona. Ecco, il come di Puglisi significava per questi ragazzi essere persone titolari di dignità. Ecco, non diceva ma faceva quello che
come realizzate, come incarnate, Giuseppe Santenna, le parole della professoressa Cascio e quindi il pensiero di Don Pino Puglisi? Il vostro oratorio non a caso porta il nome del Beato Puglisi. Cosa fate in realtà? Come aggregate i ragazzi? Qual è la loro risposta? Allora, nel pensiero della professoressa Cascio, ma anche all'operato che ancora oggi svolge il Centro Padre Nostro di Palermo, nonché all'idea e al lavoro di Don Pino Puglisi, noi ci rispecchiamo tantissimo. Abbiamo voluto sin dall'inizio dedicare il nostro oratorio, che è presente sul territorio di Biancavilla da circa 10 anni. Abbiamo dall'inizio voluto dedicare a Don Pino Puglisi perché volevamo scommetterci proprio su quello che fu il suo operato a Brancaccio, proprio perché tante situazioni rispecchiano quello che anni fa lui ha iniziato e che adesso la sua testimonianza e il suo ricordo ancora cercano di proporre in Abbiamo tanti intanto diverse paesi. immagini del vostro oratorio, siete tantissimi e svolgete tantissime attività. E quindi lavorate anche su tanti temi legati non solo alla vostra situazione di giovani che certamente si interpellano, si chiedono, hanno tante domande. Ecco, guardate quanti sono i ragazzi dell'oratorio di Biancavilla, sono veramente tantissimi, tutti colorati. Un Grest molto, molto frequentato. Sì, ecco, quest'anno eravamo più di 700 presenze, abbiamo avuto. 700 presenze. Una bella risposta. Infatti quello che volevo dire è che non siamo venuti giustamente a parlare qui di ideali. Gli ideali li mettiamo un attimo da parte, siamo venuti un po' a testimoniare quello che si fa realmente a Biancavilla, come in tantissimi posti. Quindi non solo belle parole, ma nei fatti concreti, nella vita quotidiana con i ragazzi riuscite a portare avanti le idee di Don Pino Puglisi. Del resto lui diceva: se ciascuno fa qualcosa allora si potrà fare sempre tantissimo, quindi se 700 ragazzini, ciascuno di loro riesce a fare qualcosa e poi anche da grande a portare e a sviluppare, come la professoressa Cascio, questo carisma, e allora forse possiamo credere e sperare in un mondo migliore, perché Brancaccio non è solo un quartiere di Palermo, Brancaccio lo si trova in tutte le città, sì. E quindi ecco che ho voluto un po' allargare il discorso e avere come testimone anche un ragazzo della provincia di Catania. Io inviterei le persone che ci stanno seguendo, se vogliono mandare un messaggio, una considerazione, una domanda ai nostri ospiti, di inviare un messaggio al 342 74 55 005. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo e continueremo a parlare con i nostri ospiti. A tra poco. Eccoci, stiamo parlando di Don Pino Puglisi e come le sue idee, i valori che ha testimoniato, valori cristiani ha portato avanti fino a perderne perfino la vita, ma sappiamo che il suo killer si è pure non solo pentito, ma si è convertito. Il sorriso di Don Pino Puglisi è celebre. Ma continuerei a parlare con il presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale. Il Centro Padre Nostro sappiamo che è stato fondato da Don Pino Puglisi, il nome che ha voluto dare Padre Nostro, il Padre di tutti. È un compito, un onere molto importante, perché significa perpetuare quello che Don Pino Puglisi ha veramente fatto nel territorio. So che non è semplice, il Centro Padre Nostro più volte è stato vittima di attentati, balordi, di ruberie, eccetera. Nonostante tutto tenete la barra dritta e continuate ad operare nel territorio a Brancaccio. Maurizio Artale. Ma una delle azioni che abbiamo voluto portare avanti di Padre Puglisi, perché non ci dobbiamo dimenticare che Puglisi, confermo perché mi sono ritornate quelle cose che ha detto appunto Rosaria, ma soprattutto lui ha voluto infrastrutturare questo territorio. Non dimentichiamo che Puglisi ha realizzato il progetto del polo parrocchiale,
Cioè lui è andato da un architetto, si è seduto con l'architetto e hanno progettato questa nuova parrocchia, dove al centro ci doveva essere appunto la parrocchia, la chiesa, e a girare tutti i servizi, quindi i polambulatori, dove fare sport, dove fare i laboratori professionali. Ecco, la nostra idea che abbiamo avuto nel continuare l'opera di Puglisi è quella proprio di infrastrutturare il terreno. Poi immaginate che noi in questi 32 anni abbiamo realizzato tante opere di riqualificazione territoriale. Un'altra iniziativa che faremo appunto all'interno di questa manifestazione è restituire a Brancaccio un bene confiscato alla mafia. Ci hanno dato un rudere, l'abbiamo ristrutturato, e quello serve non soltanto per la distribuzione dei beni primari di prima necessità, ma un luogo dove la gente, i bambini, le mamme si incontrano per capire che cos'è anche il condividere quel poco che noi abbiamo, ma soprattutto è capire che l'alimentazione non è un fatto semplicemente di sentirsi sazi. Noi abbiamo riscontrato all'interno del nostro doposcuola o in colonia, quando ci portiamo i bambini, che questi bambini mangiano malissimo. Abbiamo bambini all'età di 8-9 anni che pesano 90-100 kg. Quindi fare un corso proprio di alimentazione. Il polo ambulatorio di prossimità che abbiamo inaugurato appunto l'anno scorso, sono tutti servizi che servono a dire al territorio, perché non deve essere sempre qualche altro che deve risolvere i nostri problemi. Noi l'abbiamo fatto all'interno di questo territorio, avendo l'attenzione per le mamme, per i bambini, per gli anziani, per i detenuti, e quell'immagine che io vi riproporrei di fare rivedere, dove Padre Puglisi ha fatto quell'intervista, alle spalle c'erano i famosi magazzini di via Zolino Alto. Ecco, quello oggi è il centro dove noi incontriamo i bambini, facciamo il doposcuola, incontriamo le mamme. Quindi è importante infrastrutturare il territorio. Un'altra iniziativa, per esempio, ecco, vedete, alle spalle di Padre Puglisi, se voi venite oggi là, dove sono stati anche alcuni componenti dell'oratorio di Brancavilla, dove noi abbiamo avuto anche la gioia di andare là a ritirare un premio, e ci siamo immersi in questa comunità giovanile che veramente ti riempie di tanta gioia. Qua invece i bambini li devi andare a prendere uno per strada, ed è molto difficile. Ma nella colonia, nell'ultima colonia che abbiamo fatto con 105 bambini di Brancaccio, Sperone e 7 cannoli, li abbiamo portati in Svizzera, abbiamo visto non solo il coinvolgimento dei genitori, ma anche delle comunità parrocchiali. Ecco, allora, per esempio, 25 anni fa, quando noi, come ogni anno, ci facciamo aiutare dalle forze dell'ordine per risparmiare magari sui bus, nei trasfert, per portarli all'aeroporto e venirli a riprendere, io mi ricordo la prima cosa che abbiamo fatto quando sono arrivati i pullman dei carabinieri. Le mamme e i papà si sono portati i bambini dicendo: mio figlio nel pullman degli sbirri non ci sale. Ecco, oggi questo non succede più, anzi ora sono loro che si arrabbiano perché c'è mio figlio lo sta lasciando qua. Noi più di 35 bambini per volta non possiamo fare. Allora l'idea qual è? È quello di fare risorgere Brancaccio. Abbiamo ristrutturato un torrino del 1600 che è diventata la sede del centro giovanile, e quello abbandonato era una superfetazione all'interno di tante casupole diroccate. Allora fare rinascere Brancaccio significa anche questo. Poi Puglisi diceva anche quello, e sicuramente Rosaria sarà stata anche presente all'inaugurazione, ma anche quando lui diceva: attenzione, bisogna fare i convegni, bisogna fare le marce, mettere gli striscioni, le lenzuola bianche, però se rimane solo così sono solo parole. L'attenzione che noi per esempio abbiamo per i detenuti, abbiamo creato una struttura che accoglie i detenuti in esecuzione penale esterna, e chi ne usufruisce sono proprio gli ultimi degli ultimi, cioè gli extracomunitari. Ecco, Maurizio, la interrompo perché c'è qualcuno che ci sta seguendo da casa che dice: è bello che i ragazzi dell'oratorio Don Pino Puglisi possono incarnare i valori di giustizia e legalità in una società piena di devianze e ingiustizie. Complimenti per il focus, e noi ringraziamo questa persona. Ecco, interrompo perché così diamo spazio anche ai nostri telespettatori, certo, ma anche agli ospiti, alla professoressa Cascio, a Giuseppe Sant'Elena. Professoressa, quindi Maurizio Artale sta portando avanti un discorso molto interessante e molto importante. È vero, la testimonianza, il compito di voi insegnanti, eccetera, di tutti i formatori, di chi lavora con i giovani e i giovani stessi, ma chiaramente se non ci sono i locali, non ci sono le strutture, non c'è un contesto che non sia degradato, il compito è quasi impossibile. Quindi
elevare un quartiere significa anche mettere mano a quelli che sono i servizi, ed è un po' quello che sta facendo il Centro Padre Nostro, con, devo dire, con tanta caparbietà e tanto impegno, ed io auguro veramente al Centro Padre Nostro che possa coronare questo sogno dell'asilo nido per i bambini di Brancaccio. Sappiamo quanto siano importanti gli asili nido in tutte le realtà, e quindi il mio augurio è questo. Siamo quasi alla fine, professoressa. Cosa possiamo dire? Lei ha parlato dell'entusiasmo dei giovani e mi piace che abbia sottolineato questo, perché spesso si va per luoghi comuni e quindi si pensa sempre che i ragazzi siano, come dire, non ci si possa fare niente, sono ormai totalmente assorbiti dai social, sono delle teste vuote, senza valori, quasi senza dignità, perché purtroppo fa sempre più rumore quando commettono dei reati o quando appunto usano male i social. Invece c'è del buono in questi giovani ed è importante farlo emergere. Sì, è questo che bisogna fare, soprattutto metterci da parte un po' noi con la nostra prosopopea di adulti, noi che pensiamo di avere la verità in mano e che non sappiamo più ascoltare. L'ascolto è una dimensione importante. D'altronde Puglisi l'ascolto praticava, della sua rivoluzione con i giovani, nel suo modo di lavorare con i giovani, partiva proprio da quello, dal mettere il ragazzo al centro, da farlo diventare protagonista della sua vita. Io ricordo tante discussioni, incontri, colloqui che ho avuto con padre Puglisi, pensavo di essere importantissima, ma non ai suoi occhi. Improvvisamente la mia identità, il mio senso di essere Rosaria diventava la mia forza. Io capivo chi ero, non perché me l'avesse detto lui, ma perché lui mi aveva dato la possibilità di parlare, di trovare. La stessa cosa Puglisi la fa con il territorio di Brancaccio, inizia a farla. Ecco, a me piacerebbe molto che insieme al privato sociale, insieme al volontariato, fosse protagonista il quartiere di Brancaccio con i servizi che devono nascere a livello pubblico. È il pubblico che manca in questi luoghi, perché Brancaccio è fortunata ad avere un centro Padre Nostro che mette in campo tutte le sue forze ed energie con caparbietà, avete detto bene, ma è importante che la politica si faccia carico di quel territorio. Cosa c'è oggi come servizi pubblici a Brancaccio, a Romagnolo, a Sette Cannoli, a Borgonuovo? Cosa sta facendo il governo della città per queste zone degradate? È questa la vera rivoluzione che Puglisi faceva, andando a battere i pugni sopra i tavoli del sindaco, sopra i tavoli degli assessori. Non voleva servizi privati, ma voleva i servizi pubblici, e tutto ciò ancora nella nostra città manca fortemente. E io penso che quando lui parlava di fare ognuno la propria parte, intendesse dire anche che la politica attiva, che parte dai bisogni del territorio e che li fa diventare, li trasforma in servizi, non negando quei diritti che invece a Brancaccio, come in altre zone, erano sistematicamente negati. E Il come mio augurio per quest'anno, per questo ennesimo anno di ricordo di padre Puglisi, è che la politica del governo, intendo dire, del governo di un territorio, si metta veramente in gioco nella nostra città, in tutti i quartieri degradati, e che non venga sostituita da quel privato sociale efficace, efficiente, ma che però si potrebbe porre come stampella e non come appunto pungolo per la realtà dei nostri quartieri. Grazie. Ed io faccio mio questo appello, perché come cittadini ci piacerebbe vedere dei politici non sempre presenti, perché sono sempre presenti, accolgono sempre con grande entusiasmo i momenti di alcune ricorrenze, di ricordare i vari martiri o le diverse persone che in Sicilia, la Sicilia è macchiata del sangue di tante persone che hanno perso la vita. Stiamo parlando di Don Pino Puglisi, ma la lista delle persone che hanno perso la vita per certi valori è lunghissima, la Sicilia veramente ne conta tantissimi. Ecco,
non vedere i politici solo in prima linea quando si tratta di porre un mazzo di fiori su una targa, ma vederli realmente e concretamente impegnati nel cambiare le cose e non far parlare noi giornalisti sempre solo di scandali e di corruzione. Beh, questo è un piccolo sfogo, una piccola considerazione, perdonatemi, ma mi sento di farla. Giuseppe Santelena, in chiusura, voi siete una delle tante stampelle private che cercate veramente di portare avanti certi valori in cui credete, ed è una bellissima testimonianza la vostra, vedere tanti bambini, 700 bambini tutti riuniti a giocare, a divertirsi, a gioire insieme in maniera pulita, tranquilla e via via crescere insieme con certi valori è veramente qualcosa che riempie il cuore. Assolutamente, mi ricollega a quello che poc'anzi si diceva, i giovani al centro, protagonisti. Non è assolutamente vero che i giovani siano inutili, soprattutto quelli di oggi, né quelli di oggi e neanche quelli di ieri. I giovani sono sempre in ottime condizioni per dare alla società delle cose molto positive. Bisogna credere nei giovani. Noi in Oratorio abbiamo uno stile che portiamo sempre avanti: i giovani protagonisti, i giovani al centro, i giovani impegnati a dare agli altri quelle piccole cose che sanno fare, dalle più piccoli alle più grandi. Diceva Don Bosco, in ogni giovane, in ogni ragazzo c'è sempre un punto accessibile al bene. Non è vero che i ragazzi non sanno fare niente, anzi dobbiamo cercare, secondo me, come missione, tra tutte le reti politiche, scolastiche del mondo del volontariato, di annullare un senso che oggi forse è protagonista in tante vite dei giovani, la noia. Perché quando i ragazzi non hanno un modo in cui esprimersi, un luogo in cui dare il meglio di sé, allora vanno nelle vie più negative che possano trovare in ogni circostanza. A Biancavilla come a Brancaccio ci sono sempre veramente delle situazioni che possono portare i giovani nelle strade più brutte e poi veramente rendere la loro vita a servizio della malavita organizzata, che purtroppo è presente anche quando è in modo silenzioso, ma è presente sempre. Quest'anno i giovani, come in ogni anno, nel nostro oratorio saranno protagonisti, come ad esempio in una bellissima iniziativa che ci ha portato l'Arcidiocesi di Catania, un progetto volto al contrasto della dispersione scolastica. È un progetto diocesano rivolto soprattutto alle scuole, si chiama Amici di Rosso Malpelo, dove i ragazzi più grandi, attraverso dei progetti con le scuole, vengono a fare volontariato di sostegno scolastico verso i ragazzi che hanno più difficoltà. E questo è bellissimo, perché i ragazzi sono protagonisti della vita, nella vita ordinaria verso i più piccoli. Ed è bello questo perché è nata anche una rete bellissima con le scuole del territorio. Io penso che quando ci sia una rete tra vari enti e istituzioni e quando i giovani, i ragazzi sono protagonisti, veramente possiamo costruire qualcosa di grande, come voleva Don Pino Puglisi, che era il primo a mettere in atto queste due cose. Fare questo. Grazie Giuseppe Santelena, grazie al Presidente del Centro Padre Nostro Maurizio Artale, grazie infinite anche alla professoressa Rosaria Cascio. Buona vita a tutti, l'augurio è di continuare tutti voi la vostra missione, che sia veramente proficua di risultati e che vi dia sempre grandi soddisfazioni. Grazie alla regia e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.